sotto nei commenti scrivetemi le vostre classifiche di inizio anno. Voglio compararle con quelle attuali e vi vengo tutti quanti a leggere nei commenti. Iwaiu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superallan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi cosa andremo a fare? Come avete visto dal titolo e dalla miniatura, farò un video del tutto nuovo per me, anche perché quest'anno per la prima volta ho fatto la prediction della classifica di Serie A 2022-2023. Quindi cosa andremo a fare oggi? La reaction alla prediction della reaction della prediction della reaction della prediction della mia classifica che ho fatto appunto in estate. Prima di cominciare, ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Abbiamo superato i 20.000 iscritti e io vi ringrazio tantissimo, ma restate sintonizzati perché stanno per arrivare tanti altri contenuti sia sul campo da calcio e non. Attenzione, attivate la campanellina e nulla, io mi addentrerei in questa reaction perché ce ne saranno delle belle, ma io l'avevo detto l'anno scorso, non tiferò per questa classifica e vi spiegai anche il perché. Allora, partiamo quindi dalla fine di questa classifica. La 20ª di Serie A nella realtà è stata la Sampdoria del nostro caro fratello napoletano Fabio Quagliarella, che abbiamo anche acclamato e salutato come si doveva fare allo stadio in occasione di Napoli-Sampdoria, l'ultima partita di campionato. Io cosa avevo messo? Sentiamo. Spezia 20º. E no, non è andata proprio così. Superallan del passato. Ti do questo piccolo spoiler e quindi nulla, nessun punto ancora ho totalizzato. 19ª classificata nella realtà è stata la Cremonese, mentre la mia 19ª era 19ª la Salernitana. E no, neppure qua nessun punto. Ovviamente non che mi dispiaccia, però non ho fatto ancora nessun punto. Noi ce li segneremo i punti che faremo. Va bene così, per la Campania va bene così. 18ª in classifica, quindi terzultima nella realtà, Verona. La mia 18ª invece era 18ª invece la Cremonese, quindi ci sono andato molto vicino, ci sono andato, quindi tenete in considerazione questa cosa. Saliamo invece un po' più sopra, come avevo detto prima c'è proprio lo Spezia che va dal 17º posto, mentre la mia prediction era 17º il Lecce che mi è molto simpatico come squadra. Ho anche dei bei ricordi ovviamente per il Napoli contro il Lecce, quando Cavani faceva l'uscita con la fuori area al 94esimo, dopo che Grava salvò e Steven Coppo stadio Steven di distinto mi trova in curva. Lecce, avete sentito? Il Lecce che comunque si è salvato, infatti salendo un altro po' sopra nella classifica arriviamo al 16º posto e chi troviamo? Proprio il Lecce, quindi anche in questo caso ci sono andato molto vicino. Mentre sentiamo un attimo al mio 16º posto nella prediction chi c'era? 16º l'Udinese che ripartirà da Beto, ma soprattutto Deulofeu. Gli ha fatto pure un video, figuracci come ha fatto fa. È fatta, è a un passo. Ma che stavano in pera, ma che stavano in nuoto. Esatto ragazzi, proprio l'Udinese. Udine, un campo che non dimenticherò e non dimenticheremo mai, perché quest'anno abbiamo vinto lo scudetto proprio lì ad Udine grazie al gol di Victor Osimhen, che resterà per sempre nel mio e nei nostri cuori. Io ero lì, ho esultato come un pazzo, lo sapete. L'Udinese si è salvata ovviamente, dopo ci arriviamo a vedere qual è la vera posizione dell'Udinese. Saliamo un altro po', l'abbiamo nominata prima, si è salvata, va bene per la Campania, la Salernitana 15º posto. Io al 15º posto chi ci avevo messo? Al 15º posto io ci metto la Sampdoria. Avevo messo la Samp, ragazzi, la Samp che invece è andata ultima, addirittura si parlava di rischio fallimento della società. Mi dispiace molto, pensavo facesse qualcosa in più. Nella realtà al 15º posto abbiamo detto è arrivata la Salernitana, quindi mi dispiace per la Samp, spero possiate tornare grandi. Saliamo un po' più sopra in classifica, andiamo al 14º posto. La Serie A nella realtà ha visto l'Empoli, ma guardiamo invece il Superallan del passato, chi ci vedeva al 14º posto? Il Verona che invece è finito 18º. Non so come ho visto questo campionato ad inizio anno, mi sono un po' ripreso nelle zone alte della classifica, almeno per quanto riguarda le posizioni, ma adesso ci arriveremo. Però aiuto, Verona 18º posto, io l'avevo visto almeno 4 posizioni più in su, non che mi dispiaccia. 13º posto il Sassuolo, nella realtà dove abbiamo vinto a Sassuolo a Reggio Emilia quest'anno 0-2, gol di Kvic e gol di Osimhen, 2 gol clamorosi, li ricordiamo ancora.
ancora. Sì, ma io al 13° posto chi mi aspettavo? Al 13° posto il Bologna. Invece il Bologna penso abbia reso felicissimi i propri tifosi perché ha fatto un bel campionato, devo dire la verità. Comunque è arrivato abbastanza in alto sopra tante squadre che ad inizio anno si diceva dovessero arrivare sopra magari e tentare l'Europa, tentare comunque qualcosa in più, e invece il Bologna zitto zitto comunque è arrivato al 9° posto, ma dopo ci arriviamo. Io al 13° ci avevo visto il Sassuolo. Salendo ancora un po' più su di qualche gradino troviamo al 12° posto l'Udinese, all'11° posto il Monza, al 10° posto il Torino e al 9° posto proprio il Bologna. Vediamo queste 4 posizioni ad inizio anno chi ci vedevo. Al 12° posto l'Empoli, 11° posto, attenzione, udite udite, il Monza di Galliani e Berlusconi. Molti danno addirittura il Monza in zona Europa. Io non ce l'ho messo in zona Europa perché comunque è il primo anno, la Serie A comunque si devono oleare diversi meccanismi. Mi facesse piacere, vi dico la verità, perché comunque la coppia Berlusconi-Galliani può tornare a regalare veramente dei colpi di grande spettacolo, però è il primo anno, quindi le cose si fanno con calma. 11° posto, fu primo anno in Serie A, già veramente oggi visto come si stesse in Champions League. Al 10° posto il Sassuolo, 9° posto il Torino, al 12° posto io ci vedevo l'Empoli, e anche qui non è che ci ho visto tanto male perché comunque l'Empoli è finito 2 posizioni sotto, quindi al 14° nella realtà. Ma ragazzi, qui arriva il mio primo punto e ve lo giuro, sono felice per averlo azzeccato. Il Monza, 11° posto. E perché sono felice di aver azzeccato il Monza all'11°? Ragazzi, lo sapete anche voi che seguite il calcio, che sentite pareri, opinioni ovunque, tutti davano il Monza come possibile squadra, società che per via che ci sono comunque Galliani e Berlusconi, quindi un po' di soldi nella società, e per via di tutti quegli acquisti che avevano fatto all'inizio stagione, poteva arrivare posizioni che magari potevano giocarsi l'Europa, qualsiasi tipo di Europa, anche la Conference League. Io invece ci ho visto lungo, fuori da qualsiasi tipo di Europa, però è proprio bello aver azzeccato la posizione. Al 10° io invece avevo visto il Sassuolo è comunque finito 3 posizioni più sotto, quindi vi avevo visto meglio, mentre al 9° posto ci avevo visto il Torino, quindi vicinissimo. Ragazzi, quando dico vicinissimo, voi il punto, almeno un mezzo punto, calcolatemelo, perché siamo al terzo vicinissimo, quindi 1,5 punti più il punto di Monza, 2,5 punti. Capite il gioco? Comunque ci avevo visto il Torino. Adesso però andiamo nelle zone calde, anzi avviciniamoci alle zone calde, perché arriviamo all'8ª posizione. Chi c'è all'8ª posizione di questa speciale classifica? La Fiorentina che comunque quest'anno non è dispiaciuta, infatti comunque è arrivato in finale di Conference con Italiano, l'allenatore che nelle ultime ore è molto vicino al Napoli. Nella realtà è arrivata la Fiorentina, ma io chi avevo visto? 8º posto l'Atalanta. Sono un paio di stagioni che sta un po' deludendo, non è la solita l'Atalanta di Gasperini, mentre l'Atalanta comunque è arrivata in Europa League, tra poco ci arriviamo. L'avevo vista fuori da qualsiasi tipo di Europa, dopo che comunque ha incantato in Europa negli ultimi anni, ha giocato bene in Serie A, l'avevo vista fuori da tutto, non è andata così. E qui entriamo ufficialmente nella zona calda della classifica. 7° posto della Serie A. Nella realtà è arrivata la Juventus, al netto anche dei punti di penalizzazione, quindi Conference League per la Juventus. E ragazzi, io chi ci avevo visto al 7°? Sopra l'Atalanta invece io ci vedo la Lazio di Sarri. Ma io invece al 7° posto ad inizio anno ci vedevo la Lazio di Sarri, e adesso mi viene da ridere pensando che ci vedevo la Lazio, perché sappiamo bene il campionato che ha fatto la Lazio, tra l'altro squadra che ci ha anche battuto al Maradona 1-0, vabbè, un gol ammazze pesino, casi ci prova di 10 voti, ma tutte e 10 voti in curva, però va bene così. E la Lazio ha fatto un campionato clamoroso, strepitoso, non lo so, me l'aspettavo più sotto, anche se nella prediction io aggiungevo la Lazio comunque resta un avversario molto tosto e imprevedibile, lo è stato, però non me l'aspettavo così tanto. Saliamo un po' più sopra, un gradino sopra, 6° posto che quest'anno nella Serie A reale è occupato dalla Roma di José Mourinho, che ha perso anche in finale di Europa League ai calci di rigore contro il Siviglia. Per me un po' un fallimento, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti. Si diceva di un gran bene della Roma di quest'anno, si diceva che sarebbe arrivata veramente in alto, mercato faraonico, il colpo di bala, Mourinho in panchina, l'uomo delle coppe che però equivalgono a 0. Io chi ci vedevo al 6°
posto. Sesto posto? Aiù, sesto posto, magari mi sbaglierò di brutto. La Fiorentina. Quest'anno italiano comunque secondo me potrebbe fare bene. L'italiano già di suo è veramente un gran bell'allenatore. Io ci vedevo proprio la Fiorentina, cioè la Fiorentina che fuori dall'Europa io la vedevo al sesto posto, mentre l'Atalanta che dentro l'Europa la vedevo fuori. Ed ecco qui che arriva il punto più difficile per me dell'anno scorso, in cui dovevo appunto escludere una squadra dall'Europa che conta. Come vi dicevo prima, della Roma si diceva un gran bene, doveva arrivare addirittura per qualcuno a vincere lo scudetto. Io non sono mai stato di quell'avviso, tant'è vero che io al quinto posto ci mettevo proprio la Roma. Quinto posto. Quindi chi è che per me quest'anno non arriva in Champions? Ma per poco, cioè combattutissimo la Roma. Quindi fuori dalla Champions. La Roma che appunto è arrivata fuori dalla Champions. Anche in questo caso un altro mezzo punto me lo aspetto, perché è arrivata sesta nella realtà, io ce l'ho messa quinta, e al quinto posto nella realtà c'è arrivata l'Atalanta. Assurdo. E qui ragazzi arriva la parte più divertente di questo video. Ma io quando ho registrato la prediction in estate l'ho detto: non tiferò per questa prediction, non tiferò per questa classifica, voglio farmi le risate a fine anno. E io quest'anno me ne sto facendo tantissime, me ne sono fatte tantissime. Perché? Perché io prima in classifica ci vedevo la Juve, e quindi amici miei i botti finali li sparerà la Juve. Per me la Juve non si può permettere ancora un anno di delusioni e tornerà ad esultare e ad alzare il trofeo dello scudetto. Quarta in classifica ci vedevo il Napoli. Al quarto posto su run proprio io ci vedo il Napoli. Spalletti al secondo anno, però è come se mo fosse arrivato, nel senso si trova proprio a dover ripartire da zero con dei calciatori che presi singolarmente magari possono dare tanto, e io voglio essere abbastanza fiducioso, però fino ad un certo punto devo essere anche consapevole del fatto che sono molti delle giovani promesse, dei giovani talenti, ancora devono giocare insieme, neppure loro, però voglio essere fiducioso e magari da tifoso lo metto da quarta. E guardate invece lo strano scherzo del destino cosa ha voluto: che la Juve finisse in Conference, il Napoli vincesse il campionato, che la Lazio, che io avevo visto quasi fuori da tutto, arrivasse seconda, e che le due milanesi si contendessero il terzo e il quarto posto. Clamoroso, voglio. L'Inter arriverà seconda, il Milan terzo. Io l'Inter la vedevo al secondo posto, quindi anche qui altro mezzo punto, contateli qui sotto nei commenti, voglio sapere a quanti punti sono arrivato. Mentre al terzo posto ci vedevo il Milan, altro mezzo punto, perché poi nella realtà è arrivato a quarta. Perché? Perché la mina vagante, quella che nessuno si sarebbe aspettato oltre il Napoli, è stata la Lazio, che ha scalato delle posizioni e quindi fatto fuori squadre, ripeto, anche al netto del fatto che la Juve ha avuto la penalizzazione. E quindi voglio al Super Allan del passato dico grazie mille per aver messo comunque il Napoli tra le prime 4 e non aver spalato merda come magari si è fatto in giro. Grazie mille per averci creduto in questa squadra, e fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre classifiche iniziali comparate a quelle invece che sono state le classifiche finali, e ci facciamo qualche risata anche con voi. Spero che il video vi sia piaciuto, io mi sono divertito. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale che è gratis, lo sapete, e noi ci vediamo in un prossimo video. Attivate la campanella che arriveranno tanti bei video. Ciao, aiuto!